buonasera, io sono Motin Daniele, allenatore dell'Aurora San Foca e nella vita faccio il parrucchiere e come hobby ho barca a vela. Mister, ci fa una sintesi della stagione? Ma stagione molto dura, difficile perché sinceramente, come dicevo ai ragazzi, ho trovato delle bellissime squadre, tutte meritevoli di far parte di questo campionato e anche della seconda fase, insomma, perché abbiamo trovato veramente delle squadre che giocano a un bel calcio. Da quanto tempo allena squadre amatoriali? Io la prima esperienza questa la società mi ha dato l'opportunità siccome sono ex giocatore anche di questa squadra, mi ha dato l'opportunità di fare l'allenatore qui. Io avevo espresso il desiderio e quindi 5 anni fa c'è stato questo bellissimo matrimonio, insomma. Quali sono i giocatori della sua squadra che hanno maggiori qualità tecniche e quali quelli che hanno una funzione aggregante? Ma guardi, aggregante tutto il gruppo perché è un gruppo fantastico, è difficile tirarne fuori uno perché viviamo insieme anche durante la settimana, la domenica andiamo in ferie insieme, quindi non saprei dirle. Dopo ci sono dei ragazzi che ovviamente tecnicamente hanno delle qualità, insomma, però è una bella squadra, non posso far nomi perché guardi, veramente bravi tutti. Utilizzate qualche modulo in particolare? Sì, abbiamo provato varie volte a cambiare modulo. Per questa squadra attuale che ho adesso giochiamo con il trequartista, quindi 4 in difesa, 3 a centrocampo, il trequartista alle 2 punte. Ha qualche allenatore a cui si ispira o del quale le piacerebbe copiare i dettami di gioco? Ma a me sinceramente piace molto Inzaghi che allena l'Inter, anche perché oltre che essere un bravo allenatore giovane sa far divertire il suo pubblico, insomma. E poi devo rispondere così perché ho mezza squadra interista, quindi non posso dire. Lasci un saluto alla sua squadra. Vi voglio bene a tutti.